Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di questa sera incentrata sul decreto dignità. Abbiamo voluto scegliere anche il titolo riguardo al fatto se il lavoro si crea per decreto. Presenterei subito i nostri ospiti di questa sera, anche perché sono svariati, abbiamo anche molti servizi video realizzati dal nostro Bassi. Allora partirei proprio con Mauro Capozzella, che è consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Ben ritrovato Capozzella. Buonasera a tutti. Poi abbiamo la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, buonasera. Buonasera a voi. La giornalista del Messaggero Veneto, Elena Del Giudice, ben ritrovata Elena. Buonasera. E poi abbiamo anche il responsabile nord-est di MAV Men at Work, Agenzia per il Lavoro, Paolo Bellotto. Buonasera. Ed infine per la Felsa CIS, perdonatemi, Felsa CIS, Tommaso Biliani. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, partirei con l'intervista che ha realizzato Paolo Bassi con Stefanutti, che è un imprenditore nel settore dell'edilizia, e poi la commenteremo qua con i nostri ospiti. Quali pensa saranno le ricadute del decreto dignità per quanto riguarda l'occupazione in Friuli Venezia Giulia? Ma guardi, per quanto riguarda l'occupazione in Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo già parlato più volte che ci sono difficoltà per le imprese per quanto riguarda il nostro settore dell'edilizia. Chiaramente in questi periodi stiamo in qualche modo cercando di risolvere i problemi con i lavori di ristrutturazione e quant'altro, però il decreto dignità per quanto riguarda le lavorazioni nell'edilizia avrebbe bisogno di un mercato non blindato ma abbastanza flessibile, perché già le imprese che sono ridotte al 50% e anche un gran numero di lavoratori in questi anni ci ha portato a rivalutare un po' il mercato, a rivedere un po' i nostri pensieri e i nostri investimenti nelle aziende. Il grosso investimento è nella produzione e quindi nella formazione dei dipendenti, ma se questi dipendenti hanno, diciamo così, la possibilità di lavorare e far evolvere le imprese, ben vengano contratti che ci permettano di avere un lungo periodo, ma quando il lavoro manca ci dovrebbe essere anche la possibilità di licenziare e non essere costretti a mantenere un impegno con un dipendente o più dipendenti se il lavoro manca all'impresa. Ecco, nel servizio di Bassi è stato introdotto il tema appunto della flessibilità, del tema anche che le aziende lavorano su commessa e molto spesso poi a causa dei crolli degli ordinativi non è possibile mantenere l'intera struttura. C'è la sensazione anche, e mi rivolgo a Capozzella, quindi come prima domanda, che sul decreto dignità forse si sia un po' irrigidita la possibilità per le aziende di poter in realtà trasformare ed utilizzare lo strumento del tempo determinato, che in realtà non è la tipologia contrattuale più, diciamo così, precaria che c'è nel mercato del lavoro, anzi esiste da molto tempo. Ma alla fine la sua valutazione, Capozzella, sulla questione delle causali del tempo determinato, secondo lei riguarda un po' il fatto che ci sarà una facilitazione o sarà più complicato alla fine per le imprese creare occupazione dopo il decreto dignità? Ma innanzitutto voglio fare una premessa, nel senso che il decreto legge, chiamato decreto dignità appunto, è molto ampio nella sua incisività, quindi non riguarda solo l'argomento lavoro. E entrando a pie pari, così sentendo l'intervista che lei ha mandato in onda e nell'argomento appunto lavoro, diciamo che la critica che si sente da più parti, dal mio punto di vista poi tra l'altro infondata, è di irrigidire il mercato del lavoro. E io mi permetto di dire che questa qui è una falsità assoluta, anche perché non irrigidisce il mercato del lavoro, bensì cerca di tutelare quelli che sono dei diritti svaniti proprio con il Jobs Act, cioè un'intera generazione di precariato. E ho trovato l'intervista all'imprenditore edile molto importante, anche perché l'imprenditore edile appartiene, diciamo, ad un mondo imprenditoriale che produce beni duraturi. Ed è assolutamente impossibile per una generazione che poggia i piedi sul magma del precariato accedere a beni duraturi. E quindi
c'è una specie di circolo vizioso per cui, creando precariato, generazioni e generazioni di precariato, saranno proprio quelle che non potranno mai comprarsi, accedere a beni duraturi nel tempo come una casa, appunto, costruita dagli imprenditori edili, e di conseguenza gli imprenditori edili nel breve, forse nel medio, chiuderanno perché non avranno più acquirenti. E questa è la prima cosa che mi sento di dire nei confronti, diciamo, delle critiche spesso speciose di irrigidimento del mercato del lavoro. Ecco, vedo che Elena Del Giudice avrebbe una domanda. Cosa da dire? Sì, oggi proprio noi diamo notizia dell'azienda di Tolmezzo, della Magneti Marelli, che lascia a casa un po' di dipendenti proprio in vista della causale che evidentemente interverrà per il rinnovo dei terministi. Quindi qualcuno ha ribattezzato decreto dignità, in realtà decreto precarietà, perché crea disoccupati. 8.000 all'anno, dice Boeri. Qualcuno dice se ci mettiamo anche le mancate conferme dei contratti a 12 mesi arriviamo a 20.000. Lei che dice? Ma guardi, ho letto anch'io quell'articolo e mi dispiace moltissimo che ci siano già in essere delle strumentalizzazioni prima ancora che questo decreto legge venga licenziato dalle Camere. Allora, relativamente all'episodio... È in vigore, voglio dire, non è sì, per carità, un timore... è in vigore, ma già fioccano le polemiche e le strumentalizzazioni. Io devo dire che persino i sindacati, relativamente all'episodio che ha citato lei adesso, di Magneti Marelli, una partecipata di Magneti Marelli, hanno detto che i vertici dell'azienda stanno utilizzando questo spettro, lo spettro dell'irrigidimento del mercato del lavoro, per molto probabilmente lasciare a casa delle persone di cui non avevano bisogno. E questo, diciamo, è appunto una strumentalizzazione, e devo dire che se i vertici di quell'azienda hanno deciso di lasciare a casa tutti coloro a cui non volevano rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato, è perché molto probabilmente non avevano bisogno di quella forza lavoro. Ecco, ma questa questione qua, secondo lei, adesso chiederei anche agli altri ospiti, alla Mareschi, anche a Bellotto e poi a Bigliani, è effettivamente una questione, diciamo così, utilizzata ad arte, oppure effettivamente diciamo così, il decreto di dignità rischia di rigidire il mercato del lavoro, quindi di non incentivare a tale imprese poi ad assumere a tempo determinato e poi a trasformare a tempo indeterminato? Ricordiamo che il tempo determinato è assolutamente il meno precario delle tipologie contrattuali attualmente in essere, oltre a quello a tempo indeterminato. Ma, io, se posso permettermi, farei presente che è vero che si parla di strumentalizzazioni, ma forse se il governo vede la strumentalizzazione da un lato, noi la vediamo dall'altro, perché innanzitutto è un po' sconfortante vedere come venga utilizzato un processo etimologico di associazione spontanea alla parola dignità, quindi è un diritto imprescindibile di tutti e nessuno mai si metterebbe contro a quella che è la dignità, ma semplicemente per andare a raccogliere quello che è il consenso di una certa porzione della popolazione. Si dice che non viene dal nostro punto di vista andrà a aumentare la precarietà. È assolutamente vero, ma perché andrà a aumentare? Perché diminuendo la flessibilità ed essendo il Friuli Venezia Giulia, in ogni caso si può parlare anche dell'Italia intera, ma in questo caso parliamo del Friuli Venezia Giulia, la regione che ha la più alta propensione all'internazionalizzazione, all'export d'Italia, parliamo di un valore oltre il 40% della propria produzione. Sicuramente con l'inserimento del decreto dignità si avrà un problema di blocco degli investimenti, e per fare innovazione, per fare internazionalizzazione, per andare sui mercati esteri abbiamo bisogno di flessibilità, quindi sicuramente ci sarà un irrigidimento dell'imprenditore. E fra l'altro c'è forse anche
una sorta di concetto autolesionista che abbiamo in Italia, perché l'impresa è quella che va a creare il valore. Gli imprenditori ad oggi, non voglio generalizzare perché non è mai giusto, ma ad oggi sono i primi sindacalisti dei propri dipendenti, che spesso vanno a dilapidare il proprio patrimonio personale per riuscire a pagare degli stipendi che altrimenti non riuscirebbero a elargire. Quindi perché continuiamo ad andare a rendere più facile, si pensa, da un lato la vita dei lavoratori, andando a irrigidire la vita degli imprenditori, quindi la vita delle imprese è un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, e alla fine questo non potrà che essere un processo che andrà a autodistruggersi. Ecco, sentiamo anche, ecco, Bellotto. Volevo aggiungere su questo che io condivido che la finalità del provvedimento possa anche essere giusta, no? Cioè lo condividiamo tutti, lotta al precariato, però io credo che vada a centrare gli obiettivi sbagliati, perché se si vuole lottare contro il precariato e anche identificare che cos'è il precariato, bisogna andare alle radici profonde di questo fenomeno, che riguardano tutti i lavoratori che non hanno tutele, che non hanno garanzie e che si trovano a lavorare quindi sotto forme contrattuali che non sono quelle, come il contratto a termine o di somministrazione, le uniche che garantiscono parità di trattamento e quindi un contratto, diciamo, subordinato a tutti gli effetti. Mi riferisco alle finte partite IVA, alle collaborazioni autonome che tanto autonome non sono, ai part-time che nascondono periodi molto più lunghi di contratto, al lavoro irregolare, al lavoro nero, al caporalato, l'esempio di ieri delle cooperative, più di 400 persone in Romagna che lavoravano sottopagati, sottotutelati. Il problema in Italia è che di questi non se ne occupa nessuno. Il primo obiettivo di un decreto che vuole ridurre il precariato dovrebbe essere quello di centrare la sua azione proprio su questo, non sull'unica cosa che ha un criterio ovviamente di invece garanzia e tutela massima e assoluta. Al limite, da quel punto di vista, si può decidere di ridurre la durata per incentivare le imprese a trasformare le persone a tempo indeterminato, ma è semplice l'azione in questo senso. Invece il decreto non parla di quello che è realmente il precariato e la lotta allo stesso. Ricordo che in Italia il 57,8% delle persone è occupata ed è al terzultimo posto in Italia. In Europa, sì. Per occupazione. Sì. Sono circa 3 milioni accertati i lavoratori irregolari, quindi che lavorano a nero, sono dai 100 ai 500 mila più o meno i lavoratori della gig economy, dove vedremo, capiremo, però sicuramente in termini di tutele, di contratto collettivo applicato, ci muoviamo sul nulla. E potrei aggiungere su questo, se posso permettermi, sì. Sono assolutamente d'accordo. Forse il presupposto da cui si parte parlando del decreto dignità è sbagliato, perché i numeri sono legge. Quindi se andiamo a fare un confronto con quelli che sono i paesi con i quali noi dovremmo confrontarci a livello europeo, Francia, Germania, anche la Svezia per esempio, guardiamo il numero di contratti a tempo determinato sul totale dei contratti, vediamo come l'Italia è al 15,5%. I dati dicono che l'Europa ha una media del 16,1%, la Germania del 13%, la Francia del 16,8%, quindi di cosa stiamo parlando? Mi farebbe piacere capire con chi si sta confrontando il governo. Ecco, io aggiungerei un ultimo elemento, su questo i numeri purtroppo dovrebbero essere molto più importanti, perché altrimenti si cade nella mera ideologia, nel senso che la somministrazione, se facciamo un esempio del mio settore, tanto bistrattato, è il 2% del lavoro in Italia. Cioè, ripeto questo numero perché magari la gente non lo conosce, su 23 milioni e 200 mila lavoratori che ci sono, le agenzie per il lavoro sono il 2% del mercato e sono di quel 15%, quindi un 15% del 15% dei contratti a termine, che sono sempre quelli, negli ultimi 2 anni sicuramente di molto aumentati, ma perché è aumentata l'occupazione, abbiamo ripreso i numeri degli occupati prima del 2008 e quindi perché le aziende stanno inseguendo questa ripresa, perché sono stati eliminati dei contratti, sono stati eliminati delle forme contrattuali tipo i voucher eccetera. Una parte è stata assorbita con contratti di somministrazione e quando si dice che c'è un contratto di un giorno viene da lì, perché altrimenti i dati
e via dicendo. Volevo aggiungere quest'altro elemento nella discussione generale su colpire gli obiettivi sbagliati e soprattutto centrare il tema da un punto di vista di quello che è il mercato e il mondo del lavoro in evoluzione. Cioè, se da un lato gli obiettivi sbagliati sono quelli di non colpire il precariato, e ho detto prima secondo me quali sono le forme di precariato sia contrattuali che il tipo di persone che bisognerebbe invece aiutare. Gli inattivi sono 13 milioni, è vero che sono tornati a lavoro qualcuno in più a giugno, ma aggiungo alla lista di prima altri 13 milioni di inattivi. E qui dice chiaramente che servono nuove politiche per il lavoro di un mercato del lavoro che è cambiato. Ci sono dei cicli produttivi più brevi, le aziende sono sempre più in preda all'instabilità, bisogna tutelare i lavoratori, sempre di più tutti, anche con un giorno di contratto, quindi il tema è quello della tutela del lavoratore, fare in modo che abbiano più formazione, ma soprattutto aiutare le persone ad entrare nel mondo del lavoro, quindi a incrociare la domanda offerta di lavoro. Dati di Un'Industria, sono più di 250.000 le persone che si cercano in termini di periti tecnici e via dicendo. Voglio dire, se non lavoriamo prima di tutto sulla creazione di politiche attive che aiutano le persone a tornare al lavoro e non facciamo incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, e quindi il tema non è l'occupabilità delle persone, cosa facciamo? Tutti i dipendenti pubblici? Era questa infatti la domanda proprio della trasmissione. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo qua a Friuli Economy. Eccoci di nuovo rientrati dalla pubblicità. Elena, c'era una domanda che magari volevi porre all'ospite che purtroppo non ha ancora parlato. Volevo chiedere a Tommaso Bigliani due cose. La prima, se si ricorda negli ultimi 6 anni quante modifiche al contratto a tempo determinato sono state fatte, e la seconda, un argomento che ancora non abbiamo trattato, che è la reintroduzione dei voucher. Ma io posso parlare soprattutto per il settore che seguo, che è la somministrazione che nasce come strumento a tempo determinato e come strumento di governo della flessibilità alternativo al contratto subordinato a tempo determinato. La somministrazione a tempo determinato del pari rispetto al contratto subordinato a tempo determinato ha seguito negli ultimi non 6 ma forse 20 anni un'evoluzione rapida, e sta subendo oggi, io dico purtroppo, un'involuzione, no? Cioè partiamo per quanto riguarda in particolare la somministrazione dal 97 con il pacchetto Treu, quando la somministrazione a tempo determinato viene introdotta soltanto per certi settori produttivi, soltanto per certe situazioni contingenti di picco di lavoro, insomma, da andare a riempire, a mano la somministrazione, io dico soprattutto per effetto di una contrattazione collettiva che ha reso la somministrazione non precariato ma buona flessibilità, flex security, no? Come viene definita, grazie a questa, diciamo, evoluzione secondo me più contrattuale che legislativa, la somministrazione è stata sdoganata ed è diventata uno strumento molto importante e alternativo al tempo determinato. E ricollegandomi, no, anche al tema che stavamo trattando poc'anzi, io ritengo sia una grande fortuna che quantomeno rispetto alla somministrazione a tempo indeterminato, che nelle intenzioni originarie del legislatore doveva essere cancellata, abolita, il governo abbia voluto fare marcia indietro e pare stia andando a ridurre l'impatto della nuova normativa sulla somministrazione con il maxi emendamento che dovrebbe essere presentato domani alla legge di conversione. Forse ci si sta rendendo conto che la flessibilità diventa precariato quando viene in qualche modo abusata e non regolamentata, ma se regolamentata eccessivamente dal punto di vista normativo va a ingessare, come l'imprenditore che avete interpellato prima diceva. Per quanto riguarda invece il voucher, io ritengo che, sposando un po' quello che diceva prima il referente di MAV, si sia cercato in modo molto, secondo me, maldestro ed errato di contrastare la precarietà laddove, come dicevo
precarietà non c'è, ma c'è flessibilità governata come nella somministrazione, non si sono toccate le grandi piaghe della precarietà italiana. Una di queste è il voucher, e lo dico da persona che in realtà era contraria all'abolizione del voucher, perché a mio modo di vedere ha creato sostanzialmente da una cattiva, esattamente, no? Il voucher nei suoi difetti quantomeno ha limitato situazioni di sommerso che poi si sono rivelate come tali, perché i nuovi strumenti contrattuali non hanno sanato questo problema, e oggi il voucher viene reintrodotto per assurdo, mentre da un lato si dice di voler contrastare la precarietà in agricoltura, che è il settore dove maggiormente il voucher è stato abusato, quindi mi sembra un autogol clamoroso questo. La verità, io ricordo che il maggior utilizzatore dei voucher non era proprio il comparto dell'agricoltura, bensì un sindacato. Ma a parte questo, volevo chiedere... Alcuni sindacati. Sì, infatti ho detto, cioè, non ho fatto, no, come si dice, il peccato, ma non il peccatore. Al responsabile del Movimento 5 Stelle, volevo chiedere, c'è un altro aspetto che non abbiamo parlato, è la questione delle delocalizzazioni. C'è questa scure sulle aziende che vogliono fare la valigia e andarsene, che può essere... Per così com'è adesso, perché io francamente ancora non ho capito che cosa significa restituire i soldi, un freno a chi vuole venire a investire in Italia, perché chi vuole venire a investire in Italia, oltre a fare i conti con una burocrazia elefantesca, con una fiscalità da rapina, con un sistema che effettivamente è pesante per le imprese, ha anche questa incognita di dire: se per caso, non so, mi danno i contributi per il capannone, quando vado via li devo restituire, oppure se utilizzo la cassa integrazione devo restituire la cassa integrazione. Che cosa vuol dire questa cosa? Beh sì, anche questa domanda è un po' figlia di una sorta di mistificazione, cioè di una lettura di questo DL un po' negativa, volutamente negativa, e risponderò subito. Mi permetta prima di intervenire su l'accusa di, attraverso questo decreto dignità, di cercare un facile consenso. In realtà a questa accusa io vorrei rispondere che il consenso c'è già stato il 4 marzo e ascoltando e vedendo i sondaggi mi pare che questo governo goda ancora di ampio consenso, quindi non stiamo parlando di un consenso in caduta libera, anzi, e neanche di un governo alla ricerca di un facile consenso, perché il consenso è già stato espresso. Relativamente alla scure, come la chiama lei, sulle delocalizzazioni, che cosa avviene? Avviene che attraverso il cosiddetto progetto di Industria 4, che agisce sulla leva fiscale, è stato introdotto il superammortamento. Quindi tutte le aziende che compravano beni strumentali per appunto produrre e far entrare nel circolo della produzione macchinari, quindi l'acquisto di macchinari, veniva agevolato con un super ammortamento, nel senso che i periodi di ammortamento per legge sono ben determinati e godendo di questa agevolazione fiscale potevano ridurre i tempi di ammortamento e quindi aumentare i costi e di fatto pagare meno tasse, avere questa sorta di agevolazione. Che cosa ha introdotto il decreto dignità? Ha introdotto l'impossibilità oppure la possibilità da parte di tutte le aziende che hanno goduto di questi benefici statali di restituirli in termini appunto di tasse non versate perché agevolate, qualora decidono a un certo punto di prendere il loro sito produttivo in Italia, chiuderlo e trasferirlo in un altro paese. Quindi il meccanismo e la logica è semplicissima. Hai goduto di benefici statali, ma se tu vai a produrre all'estero delocalizzando e quindi chiudendo il sito produttivo in Italia e lasciando a casa i dipendenti, non puoi godere più di queste detrazioni fiscali o benefici fiscali, quindi mi ritorni indietro ciò di cui... Ma limitatamente all'industria 4.0? Cioè questo è il capitolo in gioco? Relativamente sia ai crediti d'imposta goduti, sia relativamente a tutti gli investimenti agevolati, di cui Industria 4.0 si è ricavato una fetta importante, almeno negli ultimi 2 anni. Ma verrà rifinanziata?
Industria 4.0 non lo so se viene rifinanziata. Perché Io questo è un credo di tema di grande anche incertezza da parte delle imprese sul rifinanziamento di Probabilmente una legge questo importante. apparterà alla legge di bilancio che si verrà discussa in aula tra novembre e dicembre, io credo. Perché facciamo Molto rapida, perché poi dobbiamo andare in rapidissima, pubblicità. La faccio al nostro referente 5 Stelle. Facciamo un esempio di un'azienda italiana che acquista un bene strumentale che risponde alle caratteristiche 4.0, quindi può iperammortizzarlo 250% del valore nominale, eccetera. Dopodiché questa azienda italiana vince un appalto all'estero, deve trasferire questo bene entro i 5 anni all'estero per poter produrre e anche per aumentare la propria competitività in Italia, perché si produce all'estero, comunque si lavora all'estero anche per questo. La sede legale In di questo questa azienda caso- dov'è? La sede legale del sito produttivo originario di questa azienda No, dov'è? la sede legale è in Italia, ma sappiamo tutti che per poter lavorare all'estero oltre i 6 mesi, e quando si fanno grandi opere si lavora oltre i 6 mesi, bisogna fare una organizzazione stabile estera. In questo caso cosa succede all'azienda? Ma mi scusi, ma subentra una logica di delocalizzazione o è solamente la vincita di un appalto in un paese straniero? È la vincita di un appalto in un Quindi paese straniero, ma quindi non c'è stiamo- una quindi- stabile organizzazione estera. Ma non stiamo parlando di delocalizzazione. Ma dal decreto questo non è così La chiaro. delocalizzazione ha dei parametri ben precisi. Chiudo in Italia e apro altrove. Permettermi. Prego, poi Il decreto in realtà parla di tutta l'attività o parte dell'attività che viene delocalizzata. Infatti era una domanda che volevo fare, fino a quale punto diciamo, possiamo fare riferimento a una delocalizzazione quando si parla di una parte dell'attività che viene delocalizzata. Questo non è chiaro, ritengo. La delocalizzazione ha dei fattori, diciamo, precisi, economici precisi, e cioè chiudo e riapro. Questa è la delocalizzazione. Ma no, una delocalizza anche parte della produzione, delocalizza parte Questo dell'attività. Cioè, voglio questo dire, significa- se prendiamo la Geox questo- ha la sede qua, ma la produzione non è mai stata Questo in non Italia. significa chiudere, nel senso il sito rimane il sito produttivo in Italia. Finché rimane il sito produttivo in Italia, questa non è delocalizzazione, non è andare a produrre in un altro paese. Ci sono delle mantenere la sede legale. ci sono delle partecipate anche regionali, parlo di Finest per esempio, che aiutano le aziende friulane a delocalizzare all'estero. No, internazionalizzare, che è una cosa diversa. E noi siamo in aperta polemica contro una partecipata della regione che aiuta le aziende friulane a chiudere in Italia e andare ad aprire Ma in non è altri che paesi. aiuta le aziende a Ma chiudere. forse sì, c'è una cioè, differenza no, fra no, investire e No, delocalizzare. Assolutamente questo aiutano, aprono la strada alla delocalizzazione. Infatti il Movimento 5 Ma se non Stelle cresce sia in all'estero, regione, non Friuli cresce Venezia più. Giulia, sia anche a livello nazionale, è apertamente contrario a questa partecipazione. Ma Anzi, sappiamo che c'è una correlazione assolutamente diretta fra internazionalizzazione e successo crescita, aziendale, certo, crescita aziendale. Ecco, locale. ha anticipato infatti la domanda che volevo fare io a Capozzella, rapidissima, perché c'è stato il caso in questi anni del gruppo Danieli che, pur avendo investito all'estero in diversi paesi, la Thailandia, la Cina, l'India, è riuscito ad aumentare però anche l'occupazione a Butrio, In Italia, headquarter. certo. Come si configura questa Anche situazione? la Rizzani Perché parliamo, Becker. anche la Rizzani, parliamo di investimenti all'estero importanti, però parliamo anche di aumento di occupazione in Italia, per cui non è delocalizzazione. Io trovo che questo argomento sia volutamente specioso, nel senso che relativamente a Danieli, Orizzani e Decker noi non stiamo parlando di delocalizzazioni, perché quelli sono aziende floride. Scusi, non voglio entrare in polemica, ma se lei mi fa crescita l'esempio di e sono Finest, aziende friulane, se lei mi fa sono l'esempio aziende di friulane, Finest, non che sono per aziende che hanno definizione chiuso, non sono aziende che internazionalizza, cioè, non ci siamo. Scusatemi, ma Danieli piuttosto che Rizzini e Decker, quelle aziende friulane citate da voi, hanno chiuso i loro stabilimenti, hanno chiuso baracche e burattini in Friuli? Certo che no. Però la domanda era... Allora non capisco la domanda. No, la domanda riguardava Non quello che capisco lei ha la detto domanda. di Finest. Che secondo me la domanda che è volutamente c'è una differenza, specifica. no, c'è una differenza probabilmente fra investimento io e vi metto in delocalizzazione. guardia, la vostra domanda è volutamente speciosa, perché la delocalizzazione è chiudo baracche, burattini e me ne vado. Però non Questa pensiamo che Finest è la dica delocalizzazione. di fare questo e non alle stiamo imprese, stiamo parlando parlando di investimenti. La buona internazionalizzazione è riuscire a creare, come faceva Finest all'inizio, poi non l'ha più fatto, delle relazioni all'estero in modo che si potessero aprire dei siti produttivi all'estero.
naturalmente con casa madre nel nostro territorio friulano. Però anche questa è una sua interpretazione riguardo a Fineст, da cui, questa ad esempio, non è come una mia Telefriuli interpretazione, questa è una prende critica. distanze. Questa è una critica ufficiale che il Movimento 5 Stelle Regione FVG ha fatto a Fineст come partecipata regionale. Bene, dobbiamo adesso andare in pubblicità, poi ripartiremo subito con l'intervista a Giorgiuti, consulente del lavoro, e la commenteremo con i nostri ospiti. Tutti in trasmissione potete dirvi tranquillamente le cose come abbiamo fatto adesso. Quali pensa saranno le ricadute del decreto dignità in termini occupazionali in Friuli Venezia Giulia? Non molte, sicuramente a livello italiano le imprese prima di investire vedono qual è il sistema giuridico e le tutele dei lavoratori, adesso le hanno aumentate ma in realtà l'aumento non è immediato, per cui non cambia niente, ma per un operatore straniero sembra che cambi tutto perché la tutela massima delle 36 mensilità spaventa qualsiasi imprenditore. Con il decreto dignità l'occupazione rimarrà uguale, calerà o aumenterà? Rimarrà uguale, forse calerà perché assistiamo molto spesso a tante persone che non vogliono lavorare. C'è un fenomeno diffusissimo di persone che si fanno licenziare per prendere la disoccupazione che oggi si chiama NASPI, un'infinità di persone che rimangono assenti ingiustificate per prendere la NASPI e fare periodi sabbatici durante la vita. Sapendo che la pensione arriverà tardissimo, ormai tutti dicono ma chi te lo fa fare? Inizia a lavorare peggio, abbiamo avuto dei casi di persone che hanno iniziato a fare errori per farsi licenziare o di persone che semplicemente scompaiono, ne abbiamo solo questo mese 8 e sono in aumento, scompaiono, il datore di lavoro deve licenziarle, pagare 1.460 euro di ticket NASPI e le persone si fanno 2 anni a carico dello Stato. Per cui Di Maio e Co potevano forse dire non solo diritti ma anche doveri. È favorevole lei personalmente allo smantellamento del Jobs Act? Sono favorevole a capire una cultura del lavoro. Il Jobs Act ha semplicemente riequilibrato le tutele a quelle europee e a quelle mondiali, una tutela enorme che prima avevano i lavoratori, era giusta se io fossi un assunto ante il 2015, ma era sproporzionata rispetto agli assunti post, per cui per equilibrare tutti è stato giusto smantellarlo e non ha senso ricrearlo perché le imprese, altrimenti gli investitori staranno sempre lontani dal paese. Come mai nel decreto dignità si parla solo di diritti e mai di doveri? Perché votano i lavoratori, voto anch'io vorrei più diritti che doveri, per cui ormai i nostri governi vedono semplicemente quanti voti acquisiscono, non hanno strategie e non hanno neanche purtroppo studiato. Il vero problema del decreto dignità, per dare dignità ai lavoratori bisogna formarli. La vera dignità del lavoratore è la formazione. Rispetto al decreto dignità, cosa sarebbe stato davvero utile a livello normativo sul lavoro per favorire l'occupazione? La parte dei rider, lì aveva visto bene Di Maio che però non è riuscito ancora a scriverla, a farla approvare, ha avuto contro 2 giudici che in questo periodo hanno detto che i rider sono degli autonomi. Secondo me è un'aberrazione perché effettivamente sull'app ti arriva il lavoro che devi fare e per cui semplicemente sei un lavoratore a cui arriva una chiamata e devi svolgere quel lavoro, per cui mettere almeno, chiamarli autonomi o dipendenti, ma dire compenso minimo per quel lavoro e un minimo di ore settimanali, altrimenti purtroppo le persone senza dignità, cioè quelle non formate, anche io e lei in qualsiasi momento diciamo arrotondo la sera vado a fare il rider, quei lavori li possiamo fare tutti ma non abbiamo un minimo di ore né noi da fare come dovere nostro né come diritto nostro, per cui dire almeno non prendere 1000 rider e tutti fanno per primi quel lavoro, ma cerchiamo di dare un minimo di ore minimo ai contratti che un tempo c'erano, adesso col lavoro a chiamata già non c'è alcun diritto di orario minimo e neanche di salario minimo. Lei è favorevole all'abolizione dell'articolo 18 e se sì perché? Se fossi uno tutelato dall'articolo 18 voterei no. Se penso appunto agli investitori stranieri ma anche agli investitori italiani, con l'articolo 18 non farei mai imprese in Italia, perché abbiamo avuto dei casi incredibili di reintegri sul posto di lavoro di persone che avevano rubato ma non era stato dimostrato, di persone che non lavoravano correttamente e sono state reintegrate, che poi il 99% dei reintegrati non sono mai tornati in azienda, ma ha sempre detto datemi l'indennità alternativa. Fra l'altro, nota incredibile che nessuno sta commentando, hanno portato la tutela dei licenziati assunti post 2015 da 24 a 36 mensilità, ma questa tutela avrà effetto dei 36 dopo 18 anni di lavoro, perché sono 2 mesi per ogni anno di lavoro, 2 mesi per 18 fa 36, 2015 più 18, le tutele saranno fra
15, 16, 17 anni, tranne per le aziende sotto i 15 che crescono. Le aziende sotto i 15 che decidono di diventare un'azienda sopra i 15 e hanno un lavoratore in forza da più di 18 anni, non gli conviene diventare grandi, perché quel lavoratore, se dovranno licenziare quel lavoratore, avranno il rischio delle 36 mensilità, che mette in crisi qualsiasi azienda friulana. Abbiamo sentito l'intervista al consulente del lavoro Alberto Giorgiuti. Elena, se avevi una domanda magari dalla parte qua a destra dei nostri ospiti. No, mi viene una considerazione perché stavo pensando quanto mi potesse convenire farmi licenziare per andare in pensione senza più lavorare. Potrebbe essere interessante studiare questa materia. Volevo chiedere a Bellotto, nel Movimento 5 Stelle con il decreto dignità c'era anche nel mirino le agenzie del lavoro in somministrazione. Adesso invece vi ha fatto contentino. Ma intanto questo non lo sappiamo, perché come si diceva all'inizio è in vigore un decreto che vale dal 14 luglio e le aziende sono in crisi perché devono ogni giorno, compreso questo, avere a che fare con quanto è in vigore ad oggi. C'è una discussione alla Camera, probabilmente la settimana prossima entro il 6 agosto si esaurirà anche al Senato, c'è un emendamento, diciamo che si riconosce forse che ci sono due direttive europee diverse che trattano il tempo determinato dal contratto di somministrazione. Anche qui la discussione in aula è stata foriera di possibilità da parte probabilmente del legislatore di informarsi sulla normativa del lavoro, perché scoprendo che sono due istituti diversi e che hanno finalità diverse, il tempo determinato è giusto che abbia i suoi limiti perché è l'altra faccia di quello che è il contratto standard, che è il tempo indeterminato. La somministrazione invece è lo strumento di flessibilità attraverso il quale le aziende devono e possono gestire le fluttuazioni del mercato. Costa di più del tempo determinato, ha anche tra l'altro più tutele, perché in quel costo maggiore c'è un 4% che va in un fondo Formatem che permette di sviluppare politiche attive per poi riqualificare i lavoratori, piuttosto che c'è uno 0,20, 0,30% a seconda che il lavoratore sia a tempo determinato o indeterminato, per mettere a disposizione misure di welfare. Cioè noi abbiamo i lavoratori che chiedono gli assegni per la maternità, i contributi per l'asilo, finanziamenti privati, quindi questo può anche essere poi ancora più esplicitato da Bigliani. Bigliani, volevo chiederle, ma lei è d'accordo su questa cosa? Intanto sull'innalzamento dal 20 al 30% delle quote di somministrati in azienda, che mi pare un bel botto. E l'altra cosa che diciamo fino adesso è stata gestita in maniera diversa, io so che nelle aziende in cui c'è una quota importante di lavoratori a tempo determinato e una quota importante di lavoratori assimilati, solitamente RSU e azienda pianificano un percorso che vada verso la stabilizzazione, che forse era un po' meglio, diciamo forse un po' più utile nella trasformazione a tempo indeterminato che non per decreto. Lei che dice? Ma io sono molto d'accordo con l'ultima parte della sua domanda, nel senso che, come ho già affermato in precedenza, la contrattazione è lo strumento adeguato. Contrattazione sia la contrattazione collettiva nazionale che la contrattazione in azienda fra le RSU, le rappresentanze e insomma, i responsabili del personale, le aziende. Grazie proprio alla contrattazione, questa volta quella che si svolge a livello nazionale, la somministrazione oggi può e secondo me deve candidarsi ad essere lo strumento più adeguato del quale l'azienda utilizzatrice può usufruire per governare i propri picchi di manodopera, e quindi sono d'accordo sull'innalzamento della presenza di somministrati all'interno dell'azienda, perché come ho già detto la somministrazione oggi è fra le forme flessibili e non precarie, flessibili di lavoro, quella che oggi tutela maggiormente il lavoratore, sia perché c'è ciò che accennava poco fa, Ebitemp e Formatemp, i due fondi bilaterali ai quali i lavoratori possono attingere, c'è la formazione finanziata da Formatemp che è diciamo così il più antico antenato, penso, della NASPI come oggi la conosciamo, cioè integrazione al reddito e formazione nei periodi di non lavoro. E proprio per questo motivo qua, come ho già detto, sono
molto sollevato dal fatto che il legislatore stia facendo sempre più marcia indietro nell'ingessare la somministrazione. Peraltro siamo alla vigilia del rinnovo del contratto collettivo della somministrazione e il messaggio politico che come sindacato intendiamo dare è questo è il momento per rinnovare il contratto, proprio per dare un segnale al legislatore che la flessibilità come parti sociali siamo in grado di governarcela. Capozzella, parlando di questa, possiamo definirlo un regalino alle società che poi tra l'altro sono multinazionali, nemiche giurate del Premier Di Maio, del lavoro somministrato, l'innalzamento della soglia. Ma io non vi dica che è una domanda speciosa. In realtà, sia relativamente a questa domanda che lei mi fa, sia anche alla polemica sollevata dal presidente dell'INPS Boeri, che ha paventato tragedie, terrore, distruzione, i dati non sono ancora, come posso dire, programmati. Quindi non si conosce ancora il possibile impatto sul mondo del lavoro inteso come agenzie interinali e inteso come contribuzione, come diceva anche Boeri. Una cosa è certa, che con l'introduzione, e questo è un dato certo, questo ce l'abbiamo cristallizzato, con l'introduzione del Jobs Act le agenzie interinali hanno, se non sbaglio, e qui potrei essere corretto, aumentato i loro fatturati del 400%. Quindi senz'altro il Jobs Act è stato a beneficio delle agenzie di lavoro interinali. Ma anche di coloro che sono stati assunti però alla fine. Cioè, non avrebbero preso la FI, adesso non è per tenere una posizione, ma non avrebbero preso la FI se non avessero anche permesso di far assumere la persona azienda. Il Movimento 5 Stelle è spesso in polemica contro, diciamo, il mondo delle agenzie interinali. In questo caso io non parlerei di regalino alle agenzie interinali, bisognerà vedere nel breve, se non altro nel breve, che cosa succederà. Avevo io una domanda invece per la Anna Mareschi Danieli. Abbiamo parlato in questo momento di decreto dignità, c'era anche una domanda precisa che è stata fatta a Giorgiutti riguardo a perché sempre diritti e non doveri. Ma perché in Italia non, diciamo così, rendere più semplice sia l'assunzione che anche il licenziamento dei lavoratori, in modo tale da favorire nelle imprese sempre la piena occupabilità di persone brillanti, magari anche giovani, visto che continua a esserci una forte immigrazione di giovani dall'Italia all'estero. E quindi a quando secondo lei la possibilità di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? L'articolo 18 dal 1970 ad oggi ha subito una serie di variazioni in positivo e in negativo, poi nuovamente a vantaggio dei lavoratori, a vantaggio delle imprese, quindi c'è un po' di confusione anche per il fatto che non si parla più della legge che include l'articolo 18, ma è diventato talmente famoso questo articolo 18 che si è persa di vista la tutela, che era la tutela del lavoratore, del licenziamento individuale, quindi veramente in quel caso si parlava di dignità del lavoratore. Ad oggi quello che noi chiediamo come Confindustria, come si dice, è sicuramente la flessibilità di lavoro. C'è da dire che un imprenditore nel momento in cui assume anche a tempo determinato un lavoratore, se questo dimostra di essere capace, dimostra di essere professionale, dimostra di essere un talento, ma è il primo interesse dell'imprenditore quello di tenerlo, quello di trasformare un rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato. E non dimentichiamoci anche che il rapporto a tempo determinato talvolta va anche a tutelare quelli che sono gli interessi e le esigenze del lavoratore. Non parliamo sempre di atteggiamenti opportunistici delle aziende, cerchiamo di uscire da questa cultura anti-impresa che al giorno d'oggi dilaga. Per farlo bisogna partire dalla scuola, bisogna partire forse ancora prima dalle famiglie e bisogna parlare con le istituzioni. Ricordo, e forse qua sono un attimo di parte, però è fondamentale
fondamentale dire che nel momento in cui la politica fa un dibattito istituzionale, un dibattito, anche una discussione istituzionale, Confindustria firma il patto della fabbrica con CISL e UIL, quindi con i sindacati, per andare a tutelare i diritti delle imprese, i diritti del lavoratore in una società che cambia e per riuscire a migliorare la vita di tutti. Quindi forse bisognerebbe assumersi un po' più di responsabilità, come Confindustria ha fatto in questo momento, ascoltare gli interlocutori, quindi i primi chiamati in causa, le imprese, non solo i lavoratori, e in questo modo riuscire a fare delle leggi più inclusive che riescano ad essere in linea con il tempo che passa. Ecco, adesso ci dobbiamo fermare per l'ultimissima pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economia a parlare di decreto dignità. Biliani, quale sarebbe la sua ricetta invece come anche sindacato CISL per rilanciare, diciamo, l'occupazione, soprattutto quella giovanile, ma rendere anche forse il mercato del lavoro italiano meno rigido, come da una lettura anche di diversi economisti o giornalisti c'è stato un po' su questo decreto di dignità, ma ancora in generale, perché forse anche lo stesso Jobs Act non era riuscito ancora a incidere fino in fondo sul mercato del lavoro, che è ancora un po' rigidino in Italia. Ma io rischio di diventare noioso perché mi ripeterò di nuovo, nel senso che intercetto quello che diceva la Mareschi Danieli poco fa riguardo alla necessità di presa di coscienza tanto da parte delle forze rappresentanti i lavoratori quanto delle parti datoriali per costruire strumenti concertati di buona flessibilità che appunto vadano da un lato a incontrare l'esigenza dell'azienda di flessibilità e dall'altro l'esigenza del lavoratore di diritti e soprattutto di dignità. Rispetto appunto a questo punto sia il Jobs Act sia il decreto dignità dimostrano che uno strumento legislativo che voglia abbracciare completamente e diciamo così intestarsi l'assoluta tutela dei lavoratori o diciamo così l'interesse delle aziende finisce sempre per scontentare, essere incompleto e produrre problemi o difetti da un lato o dall'altro. La flessibilità tramite la contrattazione si può sicuramente governare, regolamentare, mettendole dei paletti che impediscano di farla diventare precariato. Un punto da cui partire, lo insegna ancora una volta la somministrazione, la flessibilità deve essere accompagnata da strumenti di integrazione al reddito nei periodi di non lavoro, da formazione durante questi periodi di non lavoro e da percorsi concertati e concordati di ricollocamento e ricollocazione da parte a beneficio dei lavoratori che per logiche di flessibilità si vedono espulsi dal mercato del lavoro momentaneamente o anche perennemente, insomma. E se posso chiedere a Anna Mareschi Danieli, riprendendo poi la domanda che ha accompagnato questa trasmissione, ma secondo lei il lavoro si crea per decreto? No, assolutamente. Più le regole sono rigide e più le regole sono incerte e meno è facile investire e più si riduce la propensione all'innovazione, all'internazionalizzazione, come abbiamo detto prima. Io ribadisco, abbiamo bisogno di flessibilità, abbiamo bisogno di essere ascoltati, quindi come si diceva poco fa siamo assolutamente disponibili a sederci ad un tavolo e a spiegare quelli che sono i problemi delle imprese, piccole e medie fondamentalmente, perché questo è il tessuto industriale della nostra regione e dell'Italia intera, però chiediamo di nuovo, per favore, ascoltateci, perché senza concertare una decisione, senza concertare quelle che sono le modifiche delle regole, le modifiche delle leggi vigenti, creiamo esclusivamente disoccupazione, perché andiamo a uccidere quelle che sono le aziende che cercano in tutti i
modi di stare su un mercato del lavoro sempre più competitivo, sempre più difficile. Ecco, quindi questa domanda qua la giriamo inevitabilmente anche a Capozzella. Se secondo lei quindi si crea per decreto e se secondo lei quello che... Insomma... Beh sì, purtroppo io continuo a sentire toni da tregenda. In realtà mi corre l'obbligo a questo punto di fare un passo indietro e di capire qual è la ratio di questo decreto legge. Il decreto legge interviene su un abuso, l'abuso del lavoro a tempo determinato, quindi del precariato. Questo decreto legge interviene su un abuso. Ci dica i numeri, per favore. Gli imprenditori hanno abusato delle norme sul lavoro e sulla liberalizzazione del lavoro. E quindi questo è un fatto. Dopodiché questo decreto legge interviene su una di quelle che sono le regole alla base del sistema economico, cioè sulla domanda interna e sull'assunto per cui finché c'è precariato non ci sarà respiro per la domanda interna, perché chi ha un lavoro a tempo determinato per periodi anche brevissimi non comprerà mai dei beni durevoli. Di conseguenza questo decreto legge interviene, cerca di intervenire per dare afflato alla domanda interna. Terza cosa, lei dice che le aziende in questo caso non sono state ascoltate, ma il governo ha agito di imperio, senza tener conto appunto della voce e delle necessità delle aziende. In realtà mi tocca confutare anche questa affermazione, nel senso che in questo decreto si parla di spesometro e di redditometro, che sono adempimenti burocratici antipatici e che portano tempo alle imprese. E per giunta si parla anche del cosiddetto split payment, ovvero tutti quanti noi sappiamo che a partire dal 1 gennaio 2019 i soggetti business, quindi il B2B, tutte le imprese, tutti i titolari di partita IVA comunicheranno fra di loro attraverso la fattura economica. Inizialmente elettronica, scusatemi. Inizialmente era previsto lo split payment, cioè il non versamento dell'IVA. Il governo ha ritenuto che fosse un aggravio in termini di cash flow per le imprese vedersi trattenere l'IVA e quindi ha concesso il pagamento anche dell'IVA per non sottrarre cash importante alle imprese. Sì, ma quindi non è una concessione del governo. Le imprese e le necessità delle imprese sono state ascoltate. Per quanto riguarda la posizione, diciamo, l'opinione che il Movimento 5 Stelle ha nei confronti delle imprese del mondo imprenditoriale, il Movimento 5 Stelle sa benissimo che l'impresa, oltre che produrre, ha un valore sociale, lo sa perfettamente. Quindi non è vero che il Movimento 5 Stelle vuole colpire l'impresa e la ricchezza dell'impresa. Noi sappiamo perfettamente che l'impresa ha un ruolo sociale, quello su cui noi siamo intervenuti è solamente sull'abuso che alcune imprese hanno fatto dei contratti a tempo determinato e quindi della diffusione del precariato. C'è un'intera generazione che urlava e sta ancora urlando perché vuole più stabilità che gli permetta di creare una famiglia, comprare casa, comprare beni durevoli. Questo sì, vorrei dissentire perché c'è una generazione di persone che urla perché non ha un lavoro, perché lo vorrebbe e perché quando lavora in maniera irregolare, senza tutele, senza garanzie, magari potesse lavorare con un contratto a tempo determinato che poi molto spesso se la persona o se l'azienda ha la possibilità perché va bene di poterla trasformare diventa un contratto a tempo indeterminato. Quindi su questo io mi sento totalmente in disaccordo con il consigliere 5 Stelle e aggiungo che sicuramente questo decreto crea minore flessibilità al mercato del lavoro, lo vedo quotidianamente in quello che sono costrette a fare le aziende adesso con i loro dipendenti per decidere che cosa fare, ma non sto parlando della trasformazione delle persone che hanno i 24 mesi su cui quella avviene automatica, stiamo parlando del fatto che ora le aziende hanno la possibilità entro 12 mesi di decidere che cosa fare delle persone che se non hanno competenze specifiche e valore aggiunto possono essere sostituite da altre persone. Altrimenti si aggravano i costi del lavoro perché c'è uno 0,5 di cui ne abbiamo parlato che pesa su ogni proroga.
c'è un aggravio di costi e soprattutto ci sono delle causali che, e qui lo vorrei leggere perché Luigi Perina, che è il presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Venezia, dice che queste causali, e quindi queste sono le sue parole, sono troppo soggettive, ardua la valutazione del giudice, estranee alla tecnica legislativa, e quindi la nozione sia di attività ordinaria di impresa che di incrementi non programmabili. Stiamo dicendo che un giudice che deve valutare in termini di contenzioso cosa deve fare sulle causali è già il primo a dire deciderò soggettivamente causale per causale. Come fanno le imprese? Io mi domando come fanno le imprese dopo i 12 mesi a decidere di continuare. Decideranno di non continuare, infatti, okay, e questo è quello che Confindustria consiglia alle aziende a questo punto. Ma in ogni caso due risposte mi sento di dare. Uno, che sicuramente si ridurrà il precariato degli istituti professionali e gli istituti di avvocati che si occupano di diritto del lavoro, perché lì la domanda aumenterà, questo è indubbio. Seconda cosa, non solo i lavoratori precari non saranno in grado di comprare una casa, come dice lei, se si continua così, ma se il decreto dignità entrerà in vigore così come oggi, neanche quelli, i dipendenti a tempo indeterminato saranno in grado di comprarla, perché non avranno più un lavoro. Ecco, chiederei a Capozzella una rapida risposta e poi davvero siamo in chiusura. Io ripeto, questo decreto dignità ha degli obiettivi ed è stato scritto con giudizio, e l'obiettivo è quello di eliminare per quanto possibile il precariato. Il precariato è una piaga sociale e quindi questo decreto vuole dare risposta a un'intera generazione che, ripeto, urla, è un urlo di dolore. Noi cerchiamo attraverso questo decreto, quindi il governo tutto, non il Movimento 5 Stelle, il governo tutto, di cui il Movimento 5 Stelle è solo una parte, cerca di dare risposta a un'istanza, a una richiesta precisa. Noi siamo certi che la riduzione di questo precariato, quindi maggiore stabilità nell'ambito del lavoro subordinato, accresca la domanda di beni interna. Ecco, ma questo è respiro per tutta l'economia. Ma a me dispiace più che altro sentire Confindustria dire che consiglieremo alle imprese di cessare i contratti o di licenziare i dipendenti, nel senso che dei problemi ci sono rispetto a questo decreto, ma dall'altro lato sono condivisi. Mi scusi? Io confronto. No, parlavo con Bigliani. Non credo che tutti siano d'accordo con lei. Io credo che Confindustria è fatta da imprenditori che sono cittadini tanto quanto gli altri. Sentiamo la risposta anche di Bigliani. Non illuminati a quanto pare. Io credo che alcuni problemi rispetto al decreto ci siano e vadano risolti, ma essendo che penso sia il sindacato che la parte datoriale condividano lo spirito di fondo, che è quello di ridurre il precariato e di ridurre soprattutto la disoccupazione, non si può contrastare diciamo, l'attuazione di questo giusto principio, attuazione che è parzialmente sbagliata e parzialmente da migliorare in questa impostazione del decreto, giocando sulla pelle dei lavoratori. L'invito che io farei è quello di risolvere i problemi attraverso il confronto e non attraverso diciamo, l'utilizzo dei lavoratori come armi di ricatto. Certamente è una situazione complicata. Ringrazio gli ospiti di questa sera tutti, abbiamo davvero sforato e mi scuso anche con le trasmissioni successive. Ci vedremo sicuramente più avanti per una seconda puntata sul decreto dignità, anche perché in questi giorni alla fine verrà approvato e quindi faremo anche un po' il punto, anche lo misureremo nel corso dei mesi e torneremo a discutere, magari anche con gli ospiti avuti questa sera. Ringrazio tutti e ci vediamo fra un'altra settimana con un'altra puntata di Friuli Economy.